yeah. Vito, attenzione, ha da presentarci praticamente una novità, nuove attrezzature. Infatti l'avevo esposto ad Alberto, c'è il dispositivo di succhiata con il bicchiere luminoso. Esattamente, si tratta di una cannuccia molto particolare che ha un dispositivo di succhiata, perché oggi come oggi anche le cannucce sono personalizzate. Anche perché sei arrivato al momento giusto che la nostra signorina vuole certo. un po' di frutta, quindi adesso ti faccio vedere. Allora, vi faremo vedere naturalmente la famosa Questo serve per vedere l'intensità della succhiata della ragazza. Perché ci sono praticamente succhiate forti e succhiate lente, succhiate più velocissime. Come vedete Angela ha una succhiata potente e lunga, come vedete. Quindi serve proprio. E si vede d'altronde anche in lontananza praticamente la succhiata di Angela, esatto. Quindi... Beh, amici telespettatori, avete visto questa bellissima novità, ma naturalmente andiamo avanti a presentare qualche altra novità, perché so che tu sei pieno di novità qui. Io provo sempre a fare qualche altra cosa. Va bene. Oltre a questo abbiamo anche dei bicchieri da drink, sempre luminosi. Un attimo te ne faccio vedere uno. Vediamo, amici telespettatori. Questa per esempio è la classica coppetta Martini, è sempre in policarbonato, quindi materiale alimentare. Ecco. L'altro dispositivo sempre, incredibile. A differenza di quello, schiacciando il pulsante sotto, cambia colore. Certo. Quindi a questo per esempio possiamo aggiungere un bel Martini, un attimo te lo faccio vedere. Naturalmente il ghiaccio serve sempre per raffreddare il bicchiere e non rompere il gusto. Certo. A questo ghiaccio adesso aggiungiamo un'altra cosa. Eccolo qua. Abbiamo un altro tipo di ghiaccio che è sempre in policarbonato, quindi alimentare. Certo. A differenza del ghiaccio normale, questo a contatto con il liquido si illumina. È incredibile. Quindi la sera... È la prima volta, come ripeto, che io vedo simili. Quindi la sera abbiamo un effetto molto scenico, molto grazioso, con le luci soffuse. Anziché magari una bella cena al lume di candela, uno praticamente con la sua ragazza, con la sua fidanzata farà praticamente un cocktail. Un cocktail. E dopo la cena abbiamo lo spumante. Certo. Stesso principio. Certo. Schiacciando sempre. Si hanno naturalmente colori diversi. Ecco qua, la sera è consigliato un mix di colori con un bel spumante da sorseggiare tranquillamente con dei canapè, dei vol au vent, dei crostini, seduti qua tranquillamente ad ascoltare della musica tranquilla. Va bene. Vito, sei grande. Amici telespettatori, abbiamo visto queste belle novità che naturalmente si possono trovare solo ed esclusivamente al Bar Tucano del signor Vito, grandissimo mio fan e grandissimo mio amico. È vero, questo è vero. Complimenti ancora. Grazie. Bene amici telespettatori, noi ci vediamo esattamente fra poco con la rubrica dell'indovinello, ok? Oh yeah!